Consigliere Amalfitana, oggi l'opposizione ha naturalmente sollevato la questione in Consiglio Comunale, anche perché c'è stato un voto unanime, dal Consiglio del Parco dell'Etna. Sì, certo, abbiamo vissuto un momento surreale e abbiamo sollevato la questione perché il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta, ha votato favorevolmente rispetto a questa delibera, così come tanti altri sindaci, tranne il sindaco di Milo che ha votato con riserva. Abbiamo sollevato la questione e candidamente il sindaco di Linguaglossa ci ha detto sì, in realtà è un problema, vediamo per le gare che devono svolgersi a breve se possiamo avere una deroga, perché qua abbiamo sempre il problema di fare le deroghe piuttosto che di stabilire le cose per bene, ma ci siamo riuniti diversi sindaci l'altro giorno e vediamo di poter fare una proposta per la rimodulazione nuovamente di questo articolato. Il problema che ci siamo chiesti e ci siamo fatti francamente una amara risata è scusa, ma perché l'hai approvato allora? Tu insieme agli altri perché avete approvato un articolato che di fatto limita, come diceva il preside Amalfitana, limita tantissimo quelle che sono le attività che con grande sforzo, con grande sacrificio tantissime società fanno sull'Etna. Dobbiamo sempre restringere il tutto, va bene l'ambiente, va bene la tutela, va bene tutto, però con le ovvie limitazioni, e assistiamo invece a sindaci, in primis il sindaco di Linguaglossa, che in maniera assolutamente tranquilla ti approvano la delibera il venerdì e poi il lunedì ci dicono no, no, ma in effetti sì, va cambiata. Ma scusa, perché l'hai approvata allora? Questa è la domanda che ci siamo posti.